Se al Magazzino del Sale abbiamo la mostra De America, qui nell'ex Studio Vedova abbiamo esposto un gruppo di opere di particolare interesse che fanno proprio parte del cuore del sentire artistico di Emilio, e cioè sono 4 opere e un gruppo di disegni, di schizzi, no? Che riguardano il periodo delle guerre che ci sono state negli anni 90 qui vicino, e cioè nella Bosnia, nella Serbia e Croazia. Le opere sono 4, una è il famoso disco Chi brucia un libro brucia un uomo, no? Che è in riferimento all'incendio che venne dato alla famosa biblioteca di Sarajevo. Abbiamo un disco impalato, parlava lui, che ci parla proprio delle ferite e delle lacerazioni che certe condizioni dell'umano portano. Abbiamo poi una sorta di continuum di frammenti di legno bruciati e disastrati, no? Che evocano proprio, no? I relitti di un certo fare dei disastri della guerra. E poi abbiamo un tondo che si chiama Mappa di guerra, no? Dove a un'attenta lettura si possono leggere i suoi riferimenti, e quindi lui parlava di antenne, che l'artista appunto deve avere le antenne, deve sapersi sintonizzare con i fatti del mondo che sono significativi per l'uomo e non solo. Ricordo che lui faceva e disfava installazioni in continuazione, no? Come la sua attitudine all'esperienza dell'arte, che apparentemente sembrerebbe così aggressiva, disordinata, in realtà apparteneva ad un uomo che era straordinariamente analitico e lucido. Un artista ogni tanto lo portava come esempio, mi diceva: Fabrizio, pensa che io con la natura che mi ritrovo ho fatto 5 anni di geometria, e questo gli ha permesso, no, da un lato di gestire in maniera molto precisa e razionale ciò che viene prima, il luogo del delitto lo chiamava lui, no? Cioè il momento del fare, no? Ecco, e quindi di non lasciare niente al caso. Poi invece c'era il momento del lavoro. Il momento del lavoro era un'esplosione di grande forza, no? E quindi di grande libertà, ma questa libertà conteneva dentro la sua storia, no? La sua storia e la grande struttura con cui si era formato anche a denti stretti, cioè con grande difficoltà.